Claudia Conidi, legale che difende il pentito Francesco Fonti, intervenuta ad un convegno a Cosenza poco prima di entrare, ha rivelato ai giornalisti che Fonti ha subito questa mattina alle 5 una perquisizione da parte dei carabinieri nel proprio appartamento in una località protetta. È una novità di stamattina alle 5:30, ha subito una perquisizione nella casa dove sta. Però la perquisizione è andata negativa perché non hanno trovato il materiale che evidentemente ritenevano di poter rinvenire nel suo appartamento. Per l'accusa di associazione truffa in concorso ad altri, il pentito si è intanto dichiarato totalmente estraneo ai fatti. Le accuse sono di 416, associazione e truffa. L'avvocato Conidi ha inoltre tenuto ad evidenziare come la perquisizione di questa mattina possa considerarsi pretestuosa e delegittimamente, se non finalizzata, a screditare il proprio assistito, tanto più se si considera che la stessa ha dato esito negativo. Quest'ultimo evento, ha aggiunto la Conidi, lascerebbe pensare ad una manovra che si confà al quadro generale di insabbiamento sulla vicenda dei veleni. Però al momento a quello che mi dice il mio assistito è pretestuoso, comunque delegittimante, forse per quello che ha sostenuto fino ad ora e che continua a sostenere.